Inaugurato stamani a Raffadali il campo polivalente coperto dedicato al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, incontrato a Ribecchi, presenti oltre alle massime autorità locali e provinciali anche gli alunni della scuola Garibaldi di Raffadali. A fare gli onori di casa il sindaco della città Silvio Cuffaro, a tagliare il nastro il ministro degli esteri onorevole Angelino Alfano, scoperto anche una targa a ricordo del generale barbaramente ucciso dalla mafia a Palermo. La struttura è stata finanziata grazie ai fondi PON Sicurezza per lo sviluppo Obiettivo Convergenza 2007-2013 al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, inserita nel piano Azioni Giovani, Sicurezza e Legalità del Ministero degli Interni. È un grande prefetto e un grande carabiniere come Carlo Alberto Dalla Chiesa, una testimonianza di sensibilità da parte di questo comune, di questa amministrazione comunale che decide di intestare un'opera realizzata con i fondi del Ministero dell'Interno. Avevo avuto il privilegio di essere io al momento dell'attribuzione dei finanziamenti. E peraltro finanziamenti del cosiddetto PON legalità, quindi di quell'ambito dei finanziamenti che sono tendenti a realizzare quel di più di vicinanza alle istituzioni da parte dei giovani, da parte dei ragazzi, e la realizzazione di un campo polivalente, una sorta di palazzetto come questo, la prova che non si tratta di sprechi ma si tratta di investimenti in qualcosa che non tocchi immediatamente con le mani, perché è un qualcosa di immateriale come il senso della legalità e il senso di ciò che è giusto. Io penso che la vicinanza dei ragazzi allo sport sia uno dei migliori vaccini contro l'illegalità. Io mi sono contraddistinto nel realizzare opere in tempi brevissimi e a date certe. Ho realizzato la caserma dei Carabinieri in meno di un anno e mezzo e ho fatto una scommessa con il responsabile della misura PON Sicurezza del Ministero degli Interni, in cui quando sono andato a chiedere una proroga di 9 mesi per realizzare l'opera mi diceva: ma il Comune di Raffadali è da 4 anni che ha questo decreto di finanziamento e non è riuscito ad attivare le procedure, e lei come può realizzare l'opera in 9 mesi? Io ho detto di darmi questa possibilità e oggi siamo qui a testimoniare che la scommessa è stata vinta e che sono riuscito a realizzare l'opera in meno di 9 mesi. Abbiamo la possibilità di dare ai giovani una struttura che li può mettere in condizione di praticare qualsiasi sport. Naturalmente ci sarà qualche associazione che gestirà la struttura in modo tale da dare delle date e degli orari per ogni singola attività sportiva, per evitare che tra di loro ci possano essere un momento di confusione. Un'importante struttura oggi quella che si inaugura qui a Raffadali. Sì, rientra all'interno delle programmazioni delle attività del Ministero dell'Interno nell'ambito di quei, come dire, servizi sociali che servono poi alla sicurezza, cioè offrire specialmente ai segmenti come sono i giovani, dei luoghi e delle occasioni verso lo sport che è fondamentale perché in qualche modo ti insegna il sistema delle regole e quindi ti insegna in qualche modo sin da giovane, ti avvicina al sistema delle regole nel percorso della vita. Quindi questo è sicuramente, assolutamente una struttura molto, molto importante. Ce ne sono anche altre che sono state con le stesse finalità, campetti di calcio, io gioco legale nella provincia, e questa è sicuramente una delle più importanti.